Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dopo 18 ore di viaggio è arrivato a Messina il Sicilia Express, il treno low cost voluto dalla Regione. A bordo i fuorisede di ritorno per le feste. Si dovrebbe ripetere più volte l'anno. Dalla parte di chi ha bisogno, per un giorno con i volontari della Caritas anche le All Star Sicilia, che riunisce calciatori e volti noti della TV. Il bambinello nasce in fondo al mare, 50 sub in azione nella baia di Aci Castello per posizionare il presepe subacqueo a 12 metri di profondità. Non rubate, la cassa è vuota, il titolare di un locale lascia fisso un cartello per i ladri durante la sua assenza per ferie. A Palermo è emergenza spaccate. Catania, la domenica green e decine di volontari ripuliscono gli angoli più suggestivi della città, aperte le 5 isole ecologiche. Calcio, un Catania in emergenza contro il Sorrento. Nel pomeriggio al Massimino l'esordio tra i pali del giovanissimo Butano. Traballa la panchina di Dionisi dopo la sconfitta del Palermo contro il Sassuolo. Dopo 18 ore di viaggio è arrivato stamattina a Messina il Sicilia Express, il treno voluto dalla Regione in risposta al caro voli. A bordo i fuorisede di ritorno per le feste che chiedono di ripetere questa iniziativa più volte l'anno. Francesco Triolo. Ha toccato terra siciliana il Sicilia Express, il treno nato dalla sinergia tra la Regione Sicilia e treni turistici italiani per riportare nell'isola i tanti siciliani che ci sono su al nord in vista delle festività natalizie. Da dove arriva? Da Milano. Un'iniziativa del genere? Positiva, ci dà la possibilità di scendere senza spendere troppo. Non so se sarei scesa per Natale se non ci fosse stato questo treno, quindi sono molto contenta e mi sento fortunata di essere riuscita a prenderlo. Come è andata? Bene, il viaggio era organizzato bene, c'erano tanti servizi, le cuccette funzionavano, quindi tutto abbastanza bene. Un'iniziativa che ha trovato il gradimento dei siciliani fuori. Sì, l'unica cosa è che non deve essere un evento spot solo di una sera, ma dovrebbe essere così per tutto il periodo delle vacanze o comunque quando ci sono problemi di carovoli, perché è un problema per tutti scendere in Sicilia in questi periodi. Stazione di Messina, prima tappa, 540 i passeggeri a bordo, un centinaio scenderanno qua, gli altri verranno divisi tra Palermo e Siracusa e proseguiranno la corsa quindi sugli altri treni. Prezzi calmierati grazie all'intervento proprio della Regione e a bordo animazione, influencer. C'era servizio bar, servizio ristorativo, poi uno show è stato fatto da degli influencer creator siciliani, dovrebbero farlo 3 o 4 volte all'anno secondo me. Ho raccontato uno spaccato di umanità, c'era di tutto, c'erano bocconiani che volevano fare questo viaggio esperienziale, ma c'erano anche ragazzi che senza il biglietto low cost a 29 euro non sarebbero tornati, avrebbero trascorso il Natale da soli. Nel racconto delle loro storie c'è il racconto della nostra terra. E anche e soprattutto in questi giorni di festa i volontari della Caritas non fanno mancare il loro supporto a chi ne ha più bisogno. Al loro fianco oggi anche dei volontari speciali. Desiree Ferlito. Cucinare, pulire e servire piatti per regalare un sorriso e un pasto caldo a chi è solo e non può permettersi un pranzo in questi giorni che precedono il Natale e mai. Sono i ragazzi delle All Star Sicilia, volontari per un giorno, ex calciatori, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, oggi in una veste diversa. Accoglieranno gli avventori della Caritas e insieme a un buon pasto offriranno il loro migliore sorriso. È un'esperienza bellissima, ma comunque c'è tanto lavoro alle spalle anche se non sembra, quindi siamo davvero onorati di essere qui a disposizione di chi è meno fortunato. Lui è il responsabile della cucina, ad esempio, colui che dirige l'orchestra realmente e tutti i giorni con tutti i volontari che vengono qui a dare una mano d'aiuto. Bello vederli perché c'è chi dà del tempo, c'è chi dà qualcosa in donazione, loro sono riusciti a fare entrambe le cose. Capitanati dal patrono Luca Napoli, la giornata di oggi vuole dare seguito a un gol per la solidarietà che quest'anno ha donato in favore della Caritas oltre 15.000 euro. L'obiettivo di Luca e delle All Star è adesso scendere in campo personalmente, stavolta con il cuore, per un momento di aggregazione e sensibilizzazione per gli ultimi della città.
Oggi serve un po' di buona volontà per preparare tutto, cercare di sfamare chi ne ha bisogno. Purtroppo nella vita ci sono tante persone che hanno bisogno di un sorriso, perché non è tanto il fatto che oggi vengono qui, li facciamo mangiare, li serviamo, è importante discutere con loro per capire cosa è successo, perché sono stati più sfortunati di noi, quindi in realtà ho un po' di emozione, troppa. La Caritas è presente tutto l'anno a supporto dei fragili, ha offerto il suo contributo anche alle donne vittime di violenza attraverso il gruppo appartamento Casa Sant'Agata, tema a cui quest'anno è stato dedicato l'evento benefico Un gol per la solidarietà di Luca Napoli, una sinergia per dare una mano concretamente. E non è Natale senza il presepe, ve ne raccontiamo oggi uno particolare, quello che si trova a 12 metri di profondità nella baia di Aci Castello, in provincia di Catania. Orazio Longo. Eccole le immagini del presepe subacqueo nella baia di Aci Castello. In 50, tra i 12 e i 75 anni, hanno partecipato alla deposizione della Natività, l'evento organizzato dalla scuola sommozzatori Scuba Diving di Catania. Un appuntamento che si rinnova da più di 25 anni a 12 metri di profondità. Un brindisi in fondo al mare davanti alla statua del bambinello realizzata in maiolica di Caltagirone da Nicolò Morales, maestro ceramista. Le altre statue sono state invece prodotte dagli allievi del liceo artistico Emilio Greco. La passione per il mare e l'impegno come missione di custodire e tutelarne il patrimonio ci trasmette una grande responsabilità che vogliamo condividere sempre di più, ha spiegato Carmelo Mannino, presidente di Scuba Diving, che dal brindisi sommerso è passato a quello in superficie per festeggiare il 35° anno di attività dell'associazione. E adesso vediamo le immagini spettacolari che uno sciame di 500 droni decollati dal lungomare Falcomatà di Reggio Calabria hanno disegnato nel cielo dello stretto di Messina. Uno show natalizio che ha raccontato le avventure luminose di un piccolo abete e del pupazzo di neve Totò impegnati in un viaggio verso il Polo Nord seguendo la stella polare. I droni volano ad un'altezza di circa 120 metri sul livello del mare, realizzando figure tridimensionali larghe più di 100 metri e sono coordinati da un team di 12 esperti italiani e francesi. Lo show natalizio voluto dall'amministrazione di Reggio Calabria si ripeterà anche stasera e domani. A Palermo è ancora allarme spaccate, 2 assalti in 2 esercizi commerciali, il primo colpo ad un locale in via Isidoro La Lumia, l'altro in un negozio di prodotti biologici nella zona della Cala. Così i titolari di un bar hanno deciso di lasciare un cartello: siamo in ferie ma non spaccate nulla perché la cassa è vuota. Marco Gullà. Chiuso per ferie, la cassa è vuota, non c'è motivo di spaccare. Dopo gli ennesimi furti con spaccata in questo bar di Palermo, in via Roma, i titolari hanno avuto un'idea per scongiurare un eventuale prossimo furto, affiggendo un cartello per la chiusura in occasione delle feste natalizie, quasi un grido di disperazione. Gli esercenti hanno già subito 5 furti con altrettante vetrine mandate in frantumi. Ma nel centro storico l'allarme spaccate continua, l'ultimo furto proprio qualche giorno fa, quando i ladri hanno sfondato la vetrina della Western Union Bank di via Garibaldi. Prima hanno divelto parte della sarcinesca e poi hanno forzato la porta e mandato in frantumi i vetri. Il numero delle spaccate a Palermo si è triplicato, ma i componenti del coordinamento residenti per più sicurezza e legalità sottolineano che non vi è stato alcun incremento delle forze dell'ordine, soprattutto di notte. Il coordinamento dei residenti per più sicurezza e legalità per Palermo continua a chiedere insieme ad altri cittadini maggiore sicurezza e prevenzione per la città di Palermo. Purtroppo non abbiamo avuto risposte dopo la presenza del ministro Piantedosi a Palermo del febbraio scorso. Proseguono intanto i controlli delle forze dell'ordine nelle zone della movida del capoluogo. Ieri sera sanzionato un locale per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Sono state inoltre identificate 245 persone, di cui 25 con precedenti di polizia. Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo. La vittima stava litigando con una persona quando questa ha estratto una pistola e l'ha ferito gravemente al torace. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Prime scaramucce fra maggioranza e opposizione all'Ars nel corso della discussione sulla finanziaria. Il documento tornerà ad essere affrontato domani, ma sarà impossibile approvarlo entro Natale. Maglio Viola.
Sale la tensione a Sala d'Ercola, dove domani torna in discussione la finanziaria regionale, un documento sul quale sembrava ci fosse l'accordo fra maggioranza e opposizione, un accordo che invece sembra pronto a saltare. E con lo stop al voto condiviso potrebbe saltare anche l'idea di riuscire a fare bilancio e finanziaria entro la fine dell'anno, evitando dunque il ricorso all'esercizio provvisorio. Inizialmente la finanziaria doveva essere varata entro Natale, ma così non sarà e adesso si punta al 28 o 29 dicembre. Evitare l'esercizio provvisorio è una esigenza, secondo il coordinatore regionale MPA Fabio Mancuso, ospite della trasmissione Il Punto. È una nota positiva per il secondo anno, non si va all'esercizio provvisorio, indispensabile per la Sicilia e per tutti i problemi della Sicilia. E poi non vedo novità rispetto a quelli che sono i max o i mini emendamenti. E a far salire la tensione è stato proprio il maxi emendamento, nel quale il PD ha trovato un riparo per alcuni provvedimenti propri a fianco di quelli governativi, ma adesso lo boccia, così come fa anche il Movimento 5 Stelle. Per il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo ci sono scelte vergognose. Sia nella manovra regionale che nella manovra nazionale non c'è un rigo che riguarda la lotta alla mafia e la lotta alla criminalità organizzata, è una vergogna. Noi ci siamo stupiti molto del fatto che non c'è un rigo sul tema della siccità in Sicilia, non c'è un rigo su quelle 2000 famiglie che rischiano il 31 dicembre di finire senza un posto di lavoro e senza la garanzia della cassa integrazione. Ma solo nelle prossime ore sapremo se la battaglia è reale o di facciata. Fra lunedì e martedì di maxi emendamenti ne arriveranno altri, almeno uno, e lì si capirà davvero se la finanziaria sarà approvata entro la fine dell'anno. A Catania la domenica green, decine di volontari al lavoro per ripulire gli angoli più belli della città. Tonino De Mana. Il rispetto per l'ambiente, incentivando la differenziata e mettendo in campo azioni concrete per rendere Catania più pulita ed accogliente. È l'obiettivo della Domenica Green, promossa dall'assessorato comunale all'ecologia che ha coinvolto cittadini, associazioni e volontari. Mattinata con ramazze e palette in diversi quartieri cittadini, da Piazza Falcone a Librino passando per la Civita, cuore pulsante di Catania. Domenica ad esempio, i catanesi sono soliti chiedere agli altri di fare quello che ciascuno di noi può fare. Allora questi momenti di condivisione, di compartecipazione dimostrano che tutti quanti possiamo dare un contributo al miglioramento della città. Credo che questo sia un bel segnale di cambio di passo in questa città dove la raccolta differenziata sicuramente è un po' in aumento, ma ancora è lontano dai dati che noi ci aspettiamo possiamo raggiungere quantomeno l'anno prossimo per cercare di adeguarci a quella del resto del paese. Non vogliamo fare adesso i censori, non vogliamo ergerci a coloro i quali devono stabilire quali sono i comportamenti corretti, dobbiamo aiutare i catanesi a comprendere il valore delle buone azioni, dei buoni comportamenti. Aperte ed operative fino alle 13 le 5 isole ecologiche presenti sul territorio comunale. Qui siamo a Picanello, dove gli civili si confermano tali, scaricando spazzatura e materassi davanti al cancello, ricoprendo anche il pannello posto all'ingresso della struttura. Simili azioni mortificano gli sforzi dell'amministrazione comunale e di chi ha a cuore le sorti di Catania. Oltre mezza tonnellata di botti conservati in un appartamento sfitto vicino a casa sua a San Francesco l'Arena. La polizia di Catania ha arrestato un uomo che aveva trasformato l'abitazione in un deposito abusivo di fuochi d'artificio, senza badare ai rischi per i residenti. Il nucleo artificieri ha messo in sicurezza gli esplosivi. Nascondeva la droga in una scatola metallica fissata sotto il pianale della sua auto con delle calamite. I carabinieri si sono accorti che l'uomo, che era rimasto incolonnato nel traffico ad Aci Sant'Antonio, apriva senza motivo la portiera all'atto guida, armeggiando sotto il pianale. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto diverse dosi di cocaina e crack. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Il TAR impone al Comune di Catania di ripristinare le ore ridotte per gli alunni con disabilità. È stato accolto il ricorso di 2 associazioni. Tonino De Mana. Il TAR dice no ai tagli ASACOM e dà ragione alle associazioni Un Futuro per l'Autismo e l'Autismo Oltre, che si erano rivolte alla magistratura per contestare la riduzione del 15% di ore d'assistenza per gli studenti con disabilità. Un provvedimento, quello del Comune di Catania, che aveva gettato nello sconforto decine di famiglie con figli autistici e non solo. Per loro la speranza è che Palazzo degli Elefanti adesso possa ripristinare le ore mancanti. Auspichiamo che il Comune possa immediatamente e spontaneamente porre rimedio
rispetto alla situazione, e quindi far sì che alla ripresa delle attività scolastiche tutti gli alunni possano avere l'intero monte ore di ASACOM che sono state attribuite dalle scuole. Il Tribunale è stato celere alla vostra richiesta? Assolutamente sì, il TAR Catania con un deposito del ricorso del 18 di novembre ha fissato l'udienza cautelare per il 16 di dicembre, ha emesso il provvedimento il 18 di dicembre e ha fissato l'udienza per la trattazione del merito per il 26 di marzo 2025, per cui ha mostrato attenzione e sensibilità alle esigenze degli alunni con disabilità della città di Catania. Ricordiamo che si tratta di una sospensiva, la decisione nel merito è prevista nell'udienza fissata il 26 marzo 2025. È quasi Natale, a Ragusa si prepara lo sfoggio. Già nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana è un'eccellenza gastronomica. Veronica Barbarino. Ci si prepara al Natale e molte famiglie del Ragusano la mattina della vigilia, per tradizione, preparano lo sfoggio da consumare a cena. Si tratta di un rustico salato farcito con salsiccia e ricotta vaccina. Già nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana, lo sfoglio ragusano quest'anno entra a far parte anche dell'albo d'eco dei prodotti di eccellenza della tipicità dell'areale ragusano. Un piatto geniale dal punto di vista tecnico, nonostante le sue origini casalinghe. Un impasto di farina di semola di russello a cui aggiungiamo strutto, tuorli, uova e un pizzico di sale. Da qui otterremo un impasto liscio omogeneo come fosse una pasta fresca che una volta riposata andremo a stirare. Una volta ottenute delle sfoglie sottili le andremo ad unire arrotolandole, intervallandole con dello strutto liquido che poi ci permetterà di ottenere la sfoglia finale. Una volta ottenuta questa chiocciola, così è chiamata, non facciamo altro che tagliare due dischi di dimensioni diverse, ovvero la base leggermente più grande e il coperchio un po' più piccolo. Nella base iniziale, quindi nel disco più grande, andremo a farcirlo con della ricotta vaccina ragusana e della salsiccia al finocchietto, condito con cannella e pepe nero. Cotto in forno, una volta intiepidito sarà pronto per essere servito. Simbolo di riunione della famiglia e condivisione, il suo profumo riporta all'amore e alla dedizione con cui è stato preparato, meritando il titolo di patrimonio culturale ed enogastronomico siciliano. E fa venire davvero l'acquolina in bocca. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché tra qualche ora il Catania scende in campo contro il Sorrento. Siamo allo sport. Il Catania comincia con il Sorrento, il girone di ritorno al Massimino, formazione ancora in emergenza con l'esordio tra i pali del giovanissimo Butano. Francesco Triolo. Se non è emergenza, gli assomiglia tanto il Catania che si presenta alla sfida di oggi pomeriggio contro il Sorrento ai cerotti ben in evidenza. Inglese ha recuperato dall'affaticamento, Castellini ha smaltito il problema al polpaccio che lo aveva frenato per 10 giorni e dovrebbe giocare dietro con Quaini e Ierardi, ma Guglielmotti, Di Tacchi e Luperini sono indisponibili, così come Adamonis e Beters. Con Farroni non utilizzabile giocherà il 2008 Butano, giovane che da qualche mese è stato aggregato alla prima squadra. In mezzo al campo probabile spazio per De Rose e Sturaro, ma c'è anche l'ipotesi di arretrare Jimenez, in tal caso là davanti alle spalle d'Inglese agirebbero Stop e uno tra Lunetta e D'Andrea. Di fronte ci sarà un Sorrento che, come ha detto Toscana alla vigilia, è una squadra molto energica e senza l'assillo del risultato. Affrontiamo una squadra molto libera di testa, molto energica, una squadra di movimento, che non ha pressioni, che non ha assilli di risultati, però noi dobbiamo rimanere 95 minuti in partita perché abbiamo le possibilità di portare a casa la vittoria e chiudere l'anno nel migliore dei modi. Calcio d'inizio alle 17:30 su Telecolor, dalle 17 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 7712 855. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo alimenta la crisi del Palermo, rosanero al terzo KO consecutivo. Marco Gullà.
Nessun esonero per Alessio Dionisi, il tecnico resta alla guida del Palermo anche per la prossima partita di campionato, anche se i risultati hanno certificato che la sua squadra è ormai in piena crisi. Con la sconfitta di ieri al Mapei contro il Sassuolo, il Palermo ha rimediato il terzo KO consecutivo. La classifica inizia ad essere preoccupante e inoltre la squadra appare disunita e sfilacciata. Panettone amaro per i tifosi rosanero che speravano in un cambio di passo che non c'è stato. Il Sassuolo l'ha vinta grazie a questo calcio di punizione di Pierini dopo le reti di Laurienté e Leduaron. La classifica non è positiva, sappiamo anche di aver 21 punti, però dobbiamo guardare l'ultima prestazione fatta contro la squadra più forte del campionato e devo dire che la differenza sia andata poco niente, quindi da questo dobbiamo ripartire, rigiochiamo tra pochi giorni in casa. Sappiamo che i nostri tifosi pretendono tanto, ce l'hanno ricordato anche oggi giustamente. E dire che il Palermo sull'1-1 ha avuto la grande occasione per passare in vantaggio con Di Francesco, ma la traversa gli ha negato la gioia del gol. Sì, è stata una buona occasione, peccato perché pensavo fosse gol quando è partita, però abbiamo avuto anche altre potenziali occasioni dove potevamo essere più bravi e cinici nel finalizzare. Questo non c'è stato, sappiamo che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Prossima tappa giorno 26, nel giorno di Santo Stefano al Barbera contro il Bari. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.